Daniel Sofia, 11 Ferro Sofia, posizione numero 12 Bianchi Asia, 13 Pedruzzo Marianna, 14 Ianello Alessia, 15 Michelon Giorgia, 15 Parison Valentina, 17 Cessi Giorgia, 18 Costumo Sara, 19 Novello Adele, numero 20 Marinaro Alice, reattore Mister Marinaro Carlo. Gloria Vita, 15 Gerard Marica, 18 Lazzara Clara, 23 Giuliano Chiara, 18 Montanari Sari, 16 Lorenzo Arena, 18 Nicola, 16 Luttino
Federica, Pesanti Vera, Atis Mitte, Josefin Sara, Irene Elena, Cristinotto Leonora, Compagna Emily, Sorin Veronica, Masella Laura, di 30 febbraio di queste risorse, l'assessore al calcio e delegò processo. L'assessore di Pedro, una partita a tutto
No,
andata prima categoria, ma non lo siamo. Dai, Pascucci! Dai, dai, dai! Lei, però sì! Non per il tempo, dopo ci a perderla. Lei, lo!
Dai, su. Non c'entra, non c'entra. Siccome c'è un problema di microfono, Fuori! se fate un attimo di silenzio nella fase delle applicazioni,
nazionale Giulia Venezia Giulia per il calcio femminile Silvia Capitano, la parola per il saluto. Io farò veloce perché credo che abbiamo sono state bravissime. Sono state bravissime. Un bel applauso a loro, andiamo avanti così. Anche oggi come siamo abituati a vedere una partita di calcio, non c'erano solo le due squadre attrici in campo, ma c'era anche la terra arbitrale. Quindi vi invito a fare un applauso. Mi sentite un po' meglio? Allora, come stavo dicendo, io penso sia giusto che, come sempre, vengano premiati per primi gli arbitri della partita. Io chiedo, ecco, questo a me non piace, scusatemi se ve lo dico, questo a me non piace. Ok, siamo Silvia e Isabella a premiare con le bottettine, scusate, accompagnate come voi, ma hanno vinto tutta la partita. Isabella, allora premia, oltre che la mia collega Silvia Contaldo, il capitano della nazionale Under 20 della nazionale dilettanti Isabel Pisoni. Sì, allora Isabella, Silvia, dammi che lo tengo io. Isabella, Silvia, se qualcuno vuole fare le foto, perché mi sembra strano che non ci sia un fotografo che voglia mostrare questo momento. Allora, prima di arrivare alle premiazioni, i comitati, perché devo dire che siamo due regioni, secondo me, sorelle, visto che parliamo di calcio femminile dico sorelle. Questo campionato e questa bellissima finale è stata proprio degna testimonianza, è fatto da squadre che militano nello stesso campionato ma in due regioni differenti. È l'unica, come si può dire, l'unica cosa di questo tipo che succede in tutta Italia. Succede, secondo me, meritatamente grazie a noi, grazie a Silvia, grazie a Paolo, grazie ai due comitati regionali che cercano in questo modo di promuovere, di far crescere, e l'abbiamo visto plasticamente oggi, il livello del calcio femminile. Allora, però c'è sempre come si può dire, come lo vedremo tra poco, c'è sempre qualcuno che vince e qualcuno che perde. Noi abbiamo pensato anche, e abbiamo fatto un sondaggio durante tutta questa stagione, visto che c'era la possibilità di fare una premiazione, di premiare non solo le squadre, ma anche la top, purtroppo non potevo premiare più di una, la top calciatrice di questo torneo di eccellenza. Se la sono combattuta fino alla fine, sono tutte e due presenti qua, le due che se la sono combattuta fino alla fine. Una fa di nome Alice, l'altra fa di nome Lorena. Alla fine diciamo la scelta è stata veramente molto difficile, ma le indicazioni sono andate verso Lorena dovevano vincere i due, ma come sempre solo una si può premiare. Un grande applauso anche ad Alice Guisto! Siamo nel vivo della sensazione.
un campionato straordinario, con una rimonta quasi irripetibile, sono riusciti a qualificarsi per i playoff, hanno vinto tutto quello che c'era da vincere, sono arrivati in finale e hanno meritato di giocarsi questa finale il Women's Padova! In particolare, ma tutti quanti quelli che hanno visto questa bellissima partita, almeno. Di essere venuti, è stata veramente una bella partita, spero che vi siate divertiti e in bocca al lupo per tutto. Grazie Silvia, io credo che il messaggio che ha dato oggi Silvia, nonostante sia un momento non facile, perché perdere non è mai facile, sia quello che distingue il calcio femminile da qualsiasi altro calcio al maschile, e questo è veramente, dobbiamo fare onore a queste ragazze. Allora, siamo arrivati all'epilogo, a livello di premiazione ovviamente. Do un attimo tempo a Silvia per preparare le medaglie. Verrà fatto tra poco la premiazione di una squadra che, se non erro, spero di non sbagliare, è da quando è iniziata la stagione sportiva 2025-2026 che va in campo, gioca, si diverte, fa appassionare chi la vede, porta a casa il risultato, perché se non erro non hanno mai perso, scusatemi se mi dimentico una sconfitta, ma anche fosse una, hanno fatto un campionato straordinario e non è finita qui, perché rappresenteranno le regioni Friuli e Venezia Giulia e Veneto nelle fasi nazionali della Coppa Italia. Beh, io direi, dopo quello che abbiamo visto, mi fermo e do il microfono per dire chi ha vinto alla mia collega. Chi ha vinto? Assieme. L'Alto
questo capitano, facciamo un applauso! Volevo fare i complimenti alla mia squadra perché è stato un anno duro, è stato un anno difficile, non è un lavoro scontato ma sono tanti anni che stiamo incorrendo questo sogno e adesso finalmente siamo a Padova. Alziamo questa coppa! E che per fortuna abbiamo una regione interessa nello sport, altrimenti sarebbe un po' più difficoltà. Io lascerei veramente la parola a loro, giusto per un saluto.